Una volta provata non tornerete più indietro. Mattonella palermitana. Con prosciutto, mozzarella e pomodoro. Profumata e dorata. 300 g di farina 00, 300 g di farina Manitoba, una bustina di lievito di birra secco, 350 ml di acqua tiepida, 50 g di zucchero, 10 g di sale, 65 g di strutto, circa 300 g di passata di pomodoro, semi di sesamo a piacere, 150 g di prosciutto cotto, 250 g di mozzarella, una spolverata di origano e un tuorlo d'uovo sbattuto con 2 cucchiai di latte. Iniziamo col versare l'acqua tiepida della planetaria. Aggiungiamo il lievito disidratato e per favorire una lievitazione più veloce aggiungiamo lo zucchero e lasciamo andare ad una velocità moderata per 10 minuti il tutto. Aggiungiamo le 2 farine. Adesso lo strutto. Per ultimo il sale. Ecco, adesso che l'impasto si è incordato possiamo staccarlo. Lo lavoriamo anche lasciandolo all'interno della planetaria un po' con le mani. Cerchiamo di fare delle pieghe perché questo l'aria favorisce la lievitazione. E poi lo metteremo a riposare per almeno 3 ore all'interno del forno spento e lo copriamo adesso poi con un panno. Adesso lo copriamo e voilà! Fallo cadere, bello, bellissimo. Ecco, adesso è morbido il nostro impasto gonfio. Per fare la nostra Anti-relax, no, aspetta, anti-stress. Allora, per fare la nostra mattonella dobbiamo dividere l'impasto in 2 parti uguali, circa. Sì, ci siamo. Ok, mettiamo da parte una metà e cominciamo a lavorare la prima. Dobbiamo fare una sfoglia molto sottile, allungarla il più possibile perché dovrà ricoprire la superficie della leccarda da forno. Allora come faccio? Cioè, mi devi seguire tu? Ecco qua. Mettiamo della carta forno sulla nostra leccarda e stendiamo il primo strato, così, a riempirne tutto il perimetro.
Allora, cominciamo con il condire la passata di pomodoro con un po' di origano, un pizzico di sale, un pizzico e mezzo, e un filo d'olio. Mescoliamo il tutto. Mettiamo la passata così condita sullo strato di pasta che abbiamo steso, a coprirla tutta. Proseguiamo con la mozzarella. Adesso mettiamo il prosciutto. E adesso stendiamo la seconda metà. Anche qui a formare un rettangolo che andrà a ricoprire quello che abbiamo già fatto. Adesso andiamo a stendere il secondo rettangolo. Adesso pressiamo un po' con le dita lungo tutto il bordo, perché la parte superiore deve comunque andare a chiudere la parte inferiore. A questo punto dobbiamo ricoprire la nostra mattonella con dell'uovo, un tuorlo sbattuto con 2 cucchiai di latte. Spennelliamo. Allora, questo renderà la nostra mattonella più dorata e poi servirà come collante per l'ultimo ingrediente che tra poco vi svelerò. Ed eccoci qui con l'ultimo ingrediente, i semi di sesamo tostati. Adesso la lasciamo in forno spento ancora per 30 minuti. Trascorsi 30 minuti possiamo accendere il nostro forno, 200 gradi modalità ventilata, 220 modalità statica, per 25-30 minuti finché la nostra mattonella sarà dorata. Ecco qui, la nostra mattonella è pronta, profumata e dorata. Come farcitura di semini di sesamo. Buon appetito! Questo è un altro piatto della tradizione siciliana, semplice da fare ma buonissimo. Se vi è piaciuto il video
mettete like, commentate e seguiteci per le prossime ricette. Buon appetito!